Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questa nuova puntata di Vernacolando TV, il supplemento a Vernacolando, la nota trasmissione dedicata alla lingua veneta di Radio Padova. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito la parola alla Boscola. Boscola, vai! Va bene, E ora a proposito delle parole, c'è qua che mi interrompo un attimo e dopo sì. torno. Prima parola, da dialetto fine l'italiano. Angona. Cosa vorrebbe dire sto angona? Come un se ripasso. che ti io disi. E dopo, litigioso. Questa è già la stata parola case dall'italiano verso il dialetto. Torniamo a noi altri. E Mr. X, per oggi è... Sì, buongiorno. Buongiorno signore e signori, eccolo qui il nostro amico Alberto di Cittadella, provincia di Padova. Allora, Sì. senti un po', caro Sì, Alberto. caro. Dimmi tutto. Allora, io vorrei che tu ora ci traducessi la Sì? parola che tu non sai, immagino, angonà. Che cosa vuol dire angonà? Dai, prova. Buttati. Non è difficile, dai. Eh, No. In dialetto o in italiano? No, Angonà. Angonà è la parola veneta. Addormentato, assonnato. Assonnato. Vedi un po'. Angonà. Tutto angonà e quindi vuol dire che c'hai un uffettente di sun. Allora, questo vabbè, secondo te, questo ma potrebbe io... essere. Bah, non sono Non tanto... so, sicuro. io avevo da più l'impressione di uno si sveglia. Ah, mi sono svegliato tutto angonato. Non fa mai sulla schiena. No, vabbè, niente. Guarda che gonfiore, sono tutto angonà. Guarda forse qui, sì, guarda forse un no. gonfiore angonà. No. No. Invece sentiamo litigioso come lo traducete lì a Cittadella. Taccarogne. Taccarogne. Taccarogne non è male, voglio dire. Taccarogne, che sia proprio un taccarogne. Taccarogne, sì. Boscola, vai con le soluzioni. Qui ti darò i suoi show. Sì. Angona. La prima parola, da dialetto fine l'italiano. Sì. E angona sarebbe una bastonata, Ecco. una botta violenta. Ecco. Questo sarà. L'altra parola genera invece, come sempre, dall'italiano finiato lingua veneta. Litigioso. Baruffante, si dice. Ma cos'è sta cosa? Il baruffante. Perché tu mi dice anche radegoso. Dalle parti mie si dice in pisafoghi, come io, ciò che vado via. Bellissima, in Pisafoghi. Eccolo qua. E per la rubrica toponomastica di un comune o di una località veneta, passiamo ora la parola al professore Elcaneja. Professore, a lei la parola. Care vernacoliere e vernacolieri, scusate, benvenuti a questa nuova puntata con la toponomastica veneta, cioè l'origine dei nomi delle città della nostra bella regione. Dunque oggi ci troviamo in provincia di Treviso, immaginariamente ovviamente, e precisamente a Refrontolo, uno dei 7 nani veneti. Il toponimo, anticamente scritto come Roncofrontolo, sembra essere composto da termini latini roncum, cioè terreno disboscato o dissodato, e frontulum, da avvicinare a fronda, e quindi riferito ad un bosco. Ne deriva che il significato sarebbe quello di luogo abitato tra i boschi. Solo nel 1540 verrà riportata per la prima volta la denominazione corrente, appunto Refrontolo. Tra i prodotti tipici locali il vino Marzemino, che qui prende il nome di Refrontolo Passito DOC. Tra le attrazioni turistiche, la chiesa parrocchiale ed alcune ville venete ricordiamo il molinetto della Croda, risalente al XV secolo. Dal professor Elcaneja è tutto, alla prossima puntata. Bene,
Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!